Buongiorno, lunedì 9 febbraio, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa, pronti a leggere quotidiani nazionali e regionali per approfondire le notizie delle ultime ore. Oggi tutto il racconto dei giornali è sulle parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sui cortei, sulle manifestazioni dei violenti, questa volta anche contro le Olimpiadi invernali, poi gli attacchi al comico Andrea Pucci che ha rinunciato a Sanremo, ma ovviamente anche il racconto delle Olimpiadi con la Valanga Azzurra che ieri ha conquistato 6 medaglie. Allora andiamo a vedere e partiamo con la nostra rassegna stampa dalla lettura del Corriere della Sera. Giochi e cortei violenti. L'affondo di Giorgia Meloni, sono nemici dell'Italia. Si indaga per terrorismo sull'interruzione dei treni proprio in quella zona, treni che dovevano portare sulle piste, insomma sulle zone delle Olimpiadi, l'opposizione flop sicurezza, addirittura ci sono anche le parole, diventano notizie anche le parole di Donald Trump all'atleta che lo critica, dice lasci la squadra, addirittura avrebbe detto sei un perdente. Poi proprio sullo sci Sofia Goggia vince un'altra medaglia, cadute e lacrime invece il dramma di Lindsey Vonn, la campionessa che doveva battere un record, la sua gara è durata pochi secondi, 13-14 secondi prima di cadere rovinosamente e essere portata via in elicottero. Poi Pucci rinuncia a Sanremo. Chi è Pucci? Andrea Pucci, il comico delle Iene, conosciuto anche per i suoi servizi delle Iene, accusato dalla sinistra, scoppia la battaglia politica, insulti terribili, la Premier è una deriva illiberale, dopo gli attacchi il comico ringrazia il direttore artistico Carlo Conti alla RAI e rinuncia a Sanremo. Meloni dice spaventosa deriva illiberale della sinistra e invece Renzi attacca Giorgia Meloni e dice parli di tasse, non di comici, e quindi ancora la polemica politica. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Meloni, chi protesta è nemico dell'Italia. Attacco al corteo contro le Olimpiadi e alla sinistra illiberale su Sanremo. Dopo la rinuncia al festival del comico Pucci, il PD vuole scappare dai problemi. Le medaglie, la pioggia di medaglie, mai così in un giorno alle Olimpiadi invernali, 6 medaglie per la spedizione azzurra, la Valanga Azzurra. E poi c'è anche un'altra notizia a centropagina: Iran condannato il premio Nobel per la pace Mohammadi, dovrà scontare 7 anni in carcere e 2 in esilio. Il premio Nobel è stata condannata a 6 anni e mezzo di carcere in Iran, un ulteriore anno e mezzo per propaganda e altri 2 di esilio. Insomma, il regime non perdona in questo caso. Andiamo a vedere altri quotidiani. La Stampa, Meloni, chi protesta è nemico dell'Italia. La Premier in campo dopo il corteo di Milano, il ministro Crosetto attacca Gabrielli, capo della polizia, giustizia a fondo Elly Schlein, il governo vuole essere al di sopra della legge. E qui insomma poi tanti commenti, insomma gli approfondimenti, c'è anche un'intervista a Donzelli, uno dei più importanti rappresentanti del partito della Premier, Fratelli d'Italia. A sinistra c'è un declino democratico, dice Donzelli, siamo di fronte a un attacco al cuore dello Stato, commentando appunto i cortei, le proteste, ma anche i sabotaggi alle linee ferroviarie e poi gli scontri a Milano. La ritirata di Pucci, eccolo qua Andrea Pucci, il comico rinuncia a Sanremo, contro di me minacce inaccettabili, addirittura interviene il Presidente del Senato Ignazio La Russa che lo invita a ripensarci. Vediamo invece altri quotidiani, eccolo qua, il Resto del Carlino, il gruppo quotidiano nazionale, che quindi il giorno il Resto del Carlino e la Nazione, sicurezza l'ora del decreto, fermeremo i violenti, dice Giorgia Meloni, pronta la pubblicazione, il Viminale, dinamiche terroristiche dietro il sabotaggio delle ferrovie, chi manifesta contro i giochi danneggia l'Italia, dice Giorgia Meloni, e poi ci sono 6 indagati appunto per gli scontri di Milano. Andiamole a vedere, diciamo, negli approfondimenti dei quotidiani, questa storia degli scontri, perché eccolo qua, questo è il Corriere della Sera, scontri, Meloni all'attacco, ma il PD la sicurezza fa flop, il grande tema politico sulla sicurezza.
Leggiamo l'attacco del pezzo. Giorgia Meloni mette nel mirino le bande di delinquenti che hanno animato gli scontri di Milano e li definisce nemici dell'Italia e degli italiani. La prova del danno all'immagine del paese la Premier la offre postando il video dei tafferugli mandato in onda su Fox TV. Fratelli d'Italia e la maggioranza intervengono direttamente agli avversari politici e il loro attacco: o state con l'Italia o con i violenti. PD, Movimento 5 Stelle, Più Europa e AVS invece respingono l'accusa. Smettetela voi con la propaganda. Sulla sicurezza avete fatto flop, questo è diciamo, il grande tema. Ma chi sono? C'è un bel approfondimento dentro la pagina. Dice, ma chi sono questi violenti che agitano i cortei, che mettono a ferro e fuoco le città? Azioni mirati e giovani reclute per scatenare gli incidenti. La rete degli esperti del disordine. Da Roma a Torino sono 2000 e dipendono dai capi delle frange più estreme. Vediamolo dentro nel pezzo, l'approfondimento. Chi indaga stima un giro di 2000 persone, molte delle quali conosciute dalle forze dell'ordine, che al contrario degli ultra del calcio sanno di non poter essere fermate, almeno per ora, prima delle manifestazioni del rischio che in Italia vige, perché in Italia vige il principio costituzionale che la responsabilità penale è personale. I nemici dell'Italia, come li ha definiti Giorgia Meloni, non hanno cattivi maestri, bensì attirano studenti minorenni e maranza, ma il loro riferimento è una sorta di cupola composta dai leader delle frange più estreme della contestazione antagonista anarchica a Milano, Torino, Genova, Bologna e anche a Roma, che coordina di volta in volta gli interventi soprattutto durante i grandi cortei di movimenti studenteschi, centri sociali e sindacati di base. Quindi insomma diventa difficile anche intercettarli proprio perché non hanno un'organizzazione precisa, ma sono molto fluidi sul territorio. Questo per quanto riguarda le polemiche. Andiamo a vedere ancora sulla questione Pucci. Vedete, parla Giorgia Meloni: ora basta con il doppiopesismo, si attaccano me e satira, ma su di loro è sessismo. A stento, dice Giorgia Meloni, sapevo chi fosse questo comico, da noi mai stata censura da parte di nessuno. E quindi la Presidente del Consiglio risponde anche in questo caso tirando a sé ovviamente la polemica, quindi dice su di me è satira quando mi insultano, mentre quando si tratta di loro è sessismo. Andiamo a vedere le altre prime pagine dei giornali, andiamo un po' sui quotidiani politici, eccoli qua, partiamo dal Giornale. Le purghe democratiche, perché proprio il ritiro da Sanremo di Andrea Pucci diciamo, indigna in questo caso la destra. Accuse di fascismo e sessismo, il comico Pucci rinuncia a Sanremo. E poi la battaglia sulla giustizia. Anche le toghe rosse bocciano Elly Schlein. Troppo debole, lo sfogo, tocca a noi fermare il governo, referendum per i sondaggi, il sì è avanti e quindi il tema, il dibattito sulla riforma della giustizia diventa sempre più duro, sempre più aspro. Ora le toghe se la prendono pure con il PD nelle chat del fronte del no, dopo il fallimento del golpe ordito per rinviare il referendum, la delusione viene riversata pure su quella sinistra avrebbe dovuto combattere per salvaguardare i privilegi della magistratura, ma non ce l'ha fatta. Questa insomma è la ricostruzione che fa il Giornale. Andiamo su un altro quotidiano, Libero. Non c'è niente da ridere, prepotenza, aggressione e bavagli democratici, insulti e minacce. Il comico Pucci rinuncia a Sanremo, Meloni deriva il liberale di sinistra, violenze anti-Olimpiadi, invece di condannare Dem e Grillini accusano il governo, e Mellandini contro il pacchetto sicurezza dice che si instaura uno stato di polizia e quindi Salvini diciamo, lo deride, dice sta delirando totalmente. Quindi questo è il clima che si respira adesso in questo paese. Qui ci sono invece il comico Pucci da un lato, gli altri esempi diciamo, che la destra vede come attacchi o comunque comici che in qualche modo hanno attaccato il governo, la Littizzetto, Rula Cebralla e poi recentemente Fedez con Rose Chemical sul palco appunto di Sanremo. Insomma Sanremo diventa già come dire, motivo di scontro politico. Andiamo a vedere invece il quotidiano Domani, perché il quotidiano Domani se la prende con il ministro Musumeci, allarmi ignorati, PM e fedelissimi. Niscemi, Musumeci è una frana. I documenti inchiodano l'ex presidente siciliano sulla mancata prevenzione per il disastro niscemese. Da Arico ad Armao
Ecco gli uomini del suo cerchio magico piazzati nella cabina di regia sul dissesto. Nello Musumeci, una vita spesa a far ardere la fiamma in Sicilia, ha lasciato la sua amata isola per volare a Roma ormai da 4 anni. L'opportunità del resto era ghiotta, ministro per le politiche del mare e la protezione civile sul territorio. Ancora oggi l'eredità del potere del ministro è però visibile con i suoi fedelissimi e figure di riferimento, alcune portate fino a Roma. Eppure è proprio il ruolo governativo ad aver di ora provocato più di un problema a causa della disastrosa frana di Niscemi, che molti altri potrebbero darglieli anche in futuro. Quindi questo è diciamo, l'attacco in qualche modo al ministro meloniano Nello Musumeci. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano, svolta autoritaria con il decreto sicurezza, ora salvano i potenti. Queste sono le parole del PM Nino Di Matteo al Fatto Quotidiano, Costituzione violata, criminalizzano il dissenso. Ci fermiamo, una piccola pausa, poi i quotidiani regionali. Rientriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi, lunedì 9 febbraio, pronti per sfogliare i quotidiani, questa volta regionali. Apriamo la nostra rassegna stampa regionale con il quotidiano La Sicilia, nella prima pagina di oggi, l'apertura dedicata alle medaglie azzurre, con la foto di Sofia Goggia, giornata da incorniciare. Gli azzurri salgono sul podio 6 volte, un argento e 5 bronzi, quindi fioccano le medaglie è il titolo. Sotto l'altra fotonotizia, l'aula bunker che fece impallidire il boss, 40 anni fa si apriva il maxi processo, quindi l'anniversario ricordato. In realtà il giorno del maxi processo sarà domani, però insomma i giornali anticipano oggi ovviamente tutti i temi. Ancora Pucci stona, niente Sanremo, l'ira di Meloni sono illiberali. Poi, fra treni sabotati, scontri in piazza e liti politiche, questo è il nodo della sicurezza che abbiamo già approfondito, sia il caso Pucci sia il caso dei treni sabotati, gli scontri, la sicurezza del paese attraverso i giornali nazionali. Ci sono 2 notizie che riguardano invece la Sicilia, in prima pagina. Uno è un'intervista a Cateno De Luca, così ho detto no al ricatto del centrodestra, sembra che ci sia lui dietro le dimissioni del sindaco Basile a Messina. Col centrodestra c'era un patto fino al 2025, poi mi è stato proposto di far entrare il mio uomo nella giunta Schifani in cambio di 4 assessori a Messina, inaccettabile, così De Luca spiega le dimissioni del sindaco Basile. Quindi questo è l'intervista di oggi che trovate sulla Sicilia. Poi c'è un focus sulla qualità istituzionale in Sicilia. Gli indici sono molto bassi, 5 indicatori danno la misura della qualità istituzionale che mette la Sicilia in coda. Allora andiamo a vedere subito in pagina questo approfondimento di oggi sul quotidiano della Sicilia. Qualità istituzionale, Sicilia e in realtà tutto il sud in coda. L'indice che raggruppa 5 indicatori penalizza Catania, Caltanissetta e Palermo, bene solo il nord. E allora quali sono questi indici del quale parla questo articolo? Lo Stato di diritto, l'efficacia di governo, la partecipazione civica, la qualità della regolamentazione e il controllo della corruzione. Vedete, in questo caso, eccolo qua, al primo posto c'è il Trentino Alto Adige, all'ultimo posto la Sicilia, preceduta da Calabria, Campania e Puglia, insomma Basilicata, tutto il sud insomma in coda a questa classifica. E allora andiamo a vedere quali sono questi indicatori, di che cosa parlano in questo indice di qualità ideato da un professore associato, questa Anna Maria Nifo, del Dipartimento di Economia e Management dell'Università del Sannio. Allora, lo Stato di diritto, che cos'è? Contempla il numero di reati complessivo. Poi abbiamo l'efficacia di governo, che si basa sulla dotazione di infrastrutture sociali, scuole, ospedali, eccetera, e anche ed economiche, strade, ferrovie, porti, aeroporti, eccetera. Poi sul deficit sanitario regionale, sulla percentuale di raccolta differenziata, eccetera.
Abbiamo la partecipazione civica che tiene conto dell'affluenza alle elezioni, dei risultati dei test invalsi, la densità di cooperative sociali, poi c'è la qualità della regolamentazione che annovera l'apertura dell'economia, importazioni, esportazioni, PIL, il numero di imprese sul territorio in base ai residenti, eccetera. E poi infine abbiamo il controllo della corruzione, che è il numero di reati contro la pubblica amministrazione in rapporto ai dipendenti pubblici. Quindi vedete, in base a questi numeri la Sicilia risulta, secondo questo studio, ultima in tutta la classifica. Andiamo avanti, abbiamo parlato del maxi processo, il titolo è questo: silenzio entra la Corte, 40 anni fa il maxi processo che mise KO Cosa Nostra. Il 10 febbraio del 1986 l'aula bunker del Lucciardone cominciava il dibattimento che fece storia, Buscetta fu il mattatore, e qui insomma un po' di immagini dell'epoca. I numeri furono incredibili, li riportano tutti i giornali. Alla lettura, un anno dopo, alla lettura della sentenza di Camera di Consiglio, Grasso e Giordano, appunto i due giudici, comparvero con la barba il 16 dicembre 1987. 349 udienze, la Corte ha deciso 19 ergastoli, condanne per 2.665 anni e 114 assoluzioni, tra gli ergastoli ovviamente i boss più famosi di Cosa Nostra. Adesso però il figlio del presidente Giordano dice: per mio padre, diciamo, in tutti questi anni non c'è stata nessuna riconoscenza. E questo è il racconto del maxi processo. Andiamo a vedere invece la Sicilia nelle pagine di Catania. Porto, Catania copia Palermo, le autorità hanno dato il via a lavori per 200.000 euro per 2 fontane decorative nel piazzale, quindi su questo insomma si focalizza l'attenzione del giornale oggi, sulla qualità estetica dell'infrastruttura catanese, che passa pure ovviamente dall'abbellimento delle zone definite di rappresentanza. Poi c'è una notizia che riguarda la cronaca: gli sparano alla coscia, ferito un 47enne pregiudicato al villaggio Sdusmet, e poi la morte di Angelo Attaguile. Una vita di sport e tanta politica, fu presidente del Catania, ex democristiano, eletto in Parlamento con l'MPA e poi il primo a passare con la Lega di Salvini in Sicilia, aprendo così le porte al movimento che oggi diciamo, è presente in tutte le istituzioni, anche con tanti siciliani. Vediamo anche, per quanto riguarda invece la frana di Niscemi, la pagina di Caltanissetta. Perché? Perché c'è una questione che riguarda la biblioteca a rischio, è proprio sull'orlo del precipizio. La robotica può venire in aiuto per salvare la biblioteca storica. Illustrato al sindaco il progetto per prelevare i volumi del professore Marziano. Si trova ovviamente in zona rossa, a meno di 50 metri, anzi proprio lì, diciamo, sull'orlo della frana, impossibile diciamo, ad accedervi, e quindi forse la robotica in qualche modo potrebbe essere d'aiuto. C'è stato un incontro in municipio a Palazzo di Città a cui hanno preso parte il sindaco Massimiliano Conti, la geologa e dirigente scolastica Muzzicato, l'architetto La Rocca e poi alcuni politici. Vedremo come andrà a finire. Andiamo sulla prima pagina del giornale Sicilia. A Niscemi la carezza del Papa, quindi restiamo sempre sul racconto di Niscemi. Ieri durante l'Angelus la preghiera del pontefice, mentre a Niscemi si allarga il campo base dei Vigili del Fuoco, ne sarà costruito un altro. E poi c'è un'altra frana, una nuova frana ad Agrigento, nella zona tra Naro e Favara, l'ultima di una serie di emergenze. E per quanto riguarda Palermo, invece, la cronaca riporta ancora la movida violenta, un altro caso in via Cavour, un gruppetto di ragazzi vuole entrare gratis in discoteca, al rifiuto si scatena la furia e ovviamente le violenze all'esterno della discoteca, quindi una notte movimentata. Andiamo a vedere adesso la Gazzetta del Sud, l'ultimo quotidiano, che apre ovviamente sulle questioni che riguardano Messina, perché dopo le dimissioni di Basile adesso c'è la corsa allo sfidante, perché Basile, il sindaco rinunciatario, dimissionario, si ricandiderà, e quindi chi sfiderà Basile? Partita la corsa ai candidati. La campagna elettorale è già cominciata per i pretendenti al Consiglio Comunale, non ancora per gli aspiranti sindaco. Fibrillazioni nel centro-destra e nel centro-sinistra, i cittadini dicono la loro, la voce dei più giovani. Tutto questo dentro
appunto il quotidiano La Gazzetta del Sud nelle pagine di Messina. Come sapete, la Gazzetta del Sud è il quotidiano dello Stretto, quindi anche pagine di Calabria. La preghiera del Papa per Niscemi, le comunità siano unite e solidali, il paese prova a rialzarsi, alcuni residenti potranno recuperare i loro oggetti personali, ci sarà modo in questi giorni, lo hanno assicurato i vigili del fuoco, di poter entrare velocemente nelle case, anche in quelle che si trovano a 50 metri dalla frana, per recuperare qualche oggetto personale. Entriamo dentro e vediamo appunto la questione che riguarda la frana di Niscemi. Il Papa, prego per Niscemi, le comunità siano solidali, un richiamo all'unità da parte di Papa Leone XIV per uscire dall'emergenza, vicinanza anche a tutto il sud colpito dal ciclone Harry. Dicevamo, c'era un'altra frana nell'Agrigentino, una strada chiusa, stop immediato alle auto in un'arteria che collega Favara con Naro, una frana che si estende per un centinaio di metri in contrada Costa Inferno, quindi nomen omen a Favara, ha provocato il cedimento e la chiusura appunto di una strada disposta con un'ordinanza, la chiusura immediata del traffico veicolare, l'arteria insomma proprio nell'area che è interessata dall'evento franoso. Insomma, vedremo come andrà a finire anche questa storia che arriva dall'Agrigentino. L'ultima notizia la vediamo, eccola qua, da Messina, chi saranno i candidati che potranno sfidare il sindaco Basile. Ci sono un po' di nomi, qui tanti pretendenti, qui ci sono alcune foto, quindi il giornale mette in fila insomma un po' di nomi e le varie appartenenze con le casacche politiche. Questa è l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che l'appuntamento con la rassegna stampa di Telecolor è rinnovato a domani. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.